Sviluppare e promuovere il cinema grazie ad una serie di iniziative che si terranno nei mesi estivi a Sora. Questo è l'obiettivo della mostra d'arte cinematografica Vittorio De Sica. I dettagli della Kermesse, promossa dall'assessorato alle politiche culturali del comune di Sora, sono stati illustrati in conferenza stampa nella sala consiliare del Palazzo Comunale, alla presenza dei partner del progetto finanziato dalla Regione Lazio, con la compartecipazione del comune sorano e realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, con la presidenza del Consiglio Provinciale di Frosinone e con la Banca Popolare del Cassinate. Eventi di educazione e sensibilizzazione alla cultura cinematografica, incontri con attori e personalità del cinema e del mondo dello spettacolo, laboratori e workshop gratuiti, proiezioni di film, concerti, spettacoli teatrali e di danza. Previsto inoltre anche un concorso che assegnerà premi al miglior cortometraggio ed al miglior documentario, oltre ad una serie di menzioni speciali. La mostra cinematografica Vittorio De Sica è un contenitore di eventi che intende promuovere una terra unica in tutte le sue espressioni, non solo territoriali ma anche artistiche, e che ha dato i natali a personaggi illustri come il grande Vittorio De Sica, a cui l'evento è intitolato. Mettere a sistema un evento che lega diverse espressioni e diverse discipline artistiche intorno a un gigante del cinema mondiale che è Vittorio De Sica, io credo sia un progetto ambizioso, ma allo stesso tempo un progetto che solamente nei luoghi nei quali questo talento è cresciuto e si è manifestato, questi talenti hanno avuto modo di spiegare tutta la loro azione artistica, ci sia la ragione per renderlo un evento che sia come dire, ripetibile, sostenibile e in qualche modo si trova nel suo habitat naturale. Io quindi concludo questo mio intervento con un ringraziamento davvero dal profondo del cuore all'assessore Sandro Genniti, che mette in campo la sua sensibilità artistica, la sua passione, tra l'altro oltre che essere uno straordinario musicista credo che sia un profondo conoscitore proprio del cinema e sta mettendo tutto se stesso nella volontà di far crescere insieme agli attori principali di questo territorio, che ringrazio ancora, un evento che può essere davvero nel futuro qualcosa di sistematico.